Bentornati sul nostro canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi facciamo vedere un po' come siamo organizzati. Siamo in questo momento che registriamo il video ancora, dobbiamo ancora iniziare con la vendemmia. Se vi ricordate, avevamo fatto lo scorso venerdì, dovrebbe essere uscito il video dove staccavamo la vendemmiatrice per permettere al Same 100 di venire attaccato appunto con la defoliatrice. Ecco, avevamo spezzato un po' il filmato perché altrimenti diventava troppo lungo, e in questo filmato vi facciamo vedere che attacchiamo la defoliatrice e poi andremo a fare qualche lavoretto in campagna appunto con questo attrezzo, e facciamo vedere alcune piccole ispezioni, ecco, di questa lavorazione. Ecco, allora ci siamo posizionati con il trattore vicini al gruppo, al compressore posteriore appunto della macchina, e attaccheremo i tubi di distribuzione dell'olio in modo tale da fare i movimenti, e poi attaccheremo appunto la testata anteriore. Per fare questo lavoro noi ci troviamo bene a infilare il trattore, a portarlo più posteriormente possibile, in modo tale da avere più spazio di manovra là davanti, perché chiaramente sono attaccati i tubi della portata, ecco, dell'aria, per cui più siamo vicini al posteriore, più davanti abbiamo qualche centimetro di manovra. Poi proseguiremo con l'attacco del cardano e del sollevamento. Quindi ci troviamo bene in questo modo, e abbiamo un po' studiato questo sistema. Ovviamente adesso attaccheremo i tubi in modo tale da avere i movimenti anteriori liberi. Ecco, questo ha una mandata e un ritorno. Ovviamente inseriamo questa, e qua poi partirà e tornerà l'olio, quindi da uno dall'altro, andata e ritorno, per far funzionare la testata anteriore. Ecco, in questo caso questo è il joystick con tutti i comandi che andrà a rivolgere, ecco, alla testata anteriore. Questo è il cavo di alimentazione che inseriremo nel trattore, e in questo caso prevede una bella calamita di base, quindi andremo a posizionarlo qui sulla staffa che avevamo lasciato attaccata al trattore, la staffa che era in realtà della vendemmiatrice Pellenc. Adesso noi abbiamo presentato la testata anteriore davanti appunto all'attacco, alla staffa che dovrà supportarla. Adesso dovremo andare a calare il punto dove c'è l'aggancio tra la testata e il trattore, e attraverso i movimenti idraulici, motivo per cui prima cosa da fare che noi facciamo sempre appunto attaccare il gruppo dell'olio, in modo tale che andremo poi a lavorare su e giù con questi pistoni. Ecco, come avete visto, attraverso i movimenti dell'olio, che fa andare tra l'altro, ecco, anche le due piastre che serve appunto per poi fare il lavoro della defoliatrice, abbiamo appoggiato di fatto la testata sulla staffa del trattore. Adesso è perfettamente incastrata, possiamo andare a togliere il nostro supporto, il carrello, diciamo, che portava la defoliatrice, e abbiamo due viti da bloccare in sede l'attrezzo in modo tale che rimanga bloccato. Poi proseguiremo, attaccheremo il cardano e attaccheremo il terzo punto, ovviamente il sollevamento posteriore, e poi di fatto, una volta ingrassata, siamo pronti a partire. Ecco qua, proseguiamo appunto col fissaggio. Adesso le puntiamo e basta, poi ovviamente con le chiavi andremo a tirarle, bisogna tirarle bene in modo tale che rimanga qui. Ovviamente la macchina è bella fissa tecnicamente anche senza queste diciamo sono delle sicure. Diciamo, come staffa è particolare perché appunto ha queste scanalature che permettono proprio un ancoraggio appunto al trattore, però ovviamente ecco, sono prevista anche la presenza di queste viti
questi bulloni, diciamo. Noi andiamo a tirarle al massimo, ovviamente, in modo tale che abbiamo la certezza che rimanga attaccato, perché ovviamente poi si va per strade, si va per stradine, eccetera, è importante che rimanga tutto in sede opportuna. Poi ecco, questa operazione, che generalmente ci comporta una ventina di minuti più o meno, l'attaccarlo o eventualmente poi anche staccarlo è la stessa cosa, dovremo ecco ripeterla una volta finito il lavoro. Diciamo, adesso ci siamo dati 2 o 3 giorni per passare una buona quota di campagna. Tra 2 o 3 giorni ristaccheremo la defogliatrice e riattaccheremo la vendemmiatrice, perché appunto ormai siamo pronti per iniziare la vendemmia, almeno quella meccanica. Ecco, allora adesso abbiamo fissato anche le viti, solleviamo un po' gli organi, controlliamo un attimo che i movimenti siano corretti e che cia tutto in ordine, dopodiché appunto proseguiamo con l'attacco del cardano, che serve per far andare il compressore dell'aria, e attaccheremo appunto i ganci e il sollevamento, quindi, e il terzo punto. Ecco, allora la macchina adesso l'abbiamo attaccata, è pronta da partire. Adesso magari facciamo qualche piccolo filmatino in campo e facciamo vedere un po' come lavora. Ecco, ora siamo arrivati in campo e facciamo qualche spezzone, ecco, di questa lavorazione. Magari vi facciamo vedere adesso come si presenta un po' la parete fogliare, diciamo lo stato dell'arte, quindi come si presentano in questo momento i grappoli. Dopo considerate che adesso noi stiamo facendo questo filmato nella seconda parte di agosto, quando andrà vendemmiata la prima settimana di settembre indicativamente, per cui avremo altri 10 giorni, ecco, prima della raccolta di questa tipologia di uva. Al momento comunque i grappoli sono veramente molto belli dorati, ben distribuiti, e andremo appunto a fare questa defogliatura in modo tale da farli esporre agli ultimi, ecco, raggi solari. Eventualmente dovesse piovere si asciugano un po' meglio, per cui meno eventuali, ecco, attacchi di botryte meno sensibili, e soprattutto, dato che qui comunque la raccolta sarà assolutamente manuale, ci agevolerà, ecco, questa esposizione dei grappoli anche alle fasi di raccolta, quindi riusciamo a vederli più velocemente e quindi li raccogliamo più facilmente. Ecco, questo è come un po' si presenta la parete fogliare. Vedete, allora, sicuramente una buona vigoria, abbiamo dei bellissimi grappoli. Questi sono magari un po' più esposti, sono già più dorati, in questo caso magari sono leggermente un po' più all'ombra, sono ancora in fase, diciamo, ecco, di invaiatura, e ovviamente la nostra idea è appunto quella di esporre ulteriormente, ecco, al sole. Vedete, alcuni punti magari è un po' ancora nascosta l'uva, in altri punti mediamente è abbastanza esposta, quindi abbiamo una situazione diciamo di media esposizione, ecco, dell'uva, però noi andremo appunto a defogliare proprio per esporla ulteriormente. La defogliatrice che noi adesso andiamo a utilizzare è la nostra defogliatrice della Olmi, è una defogliatrice pneumatica. Non ci siamo soffermati durante questo video più di tanto sulle caratteristiche tecniche, perché comunque le potete recuperare magari in filmati più che abbiamo fatto nei mesi scorsi, per cui ecco, se dovete andare a recuperare qualcosa di tecnico vi così indichiamo alcuni filmati che abbiamo fatto gli anni scorsi, i mesi scorsi, e l'unica cosa, ecco, così da puntualizzare, è che
questa defoliatrice appunto spinge fuori l'aria attraverso la testata anteriore, l'aria che viene pompata invece dal compressore posizionato posteriormente. Questo sistema di aria compressa permette di andare appunto a rompere le foglie in modo tale, ecco, quindi da esporre i grappoli agli ultimi raggi del sole e ovviamente anche alla ventilazione. Ecco, adesso vi facciamo vedere un attimo come è venuto il risultato, vi facciamo vedere le due facciate della fila che avevamo preso come riferimento prima per farvi vedere un po' com'era la situazione, vi facciamo vedere un attimo come si è sviluppato adesso il lavoro. Ecco dunque, questo è il lavoro una volta che siamo passati con la defoliatrice. Come vedete alcuni grappoli erano già un po' più esposti, altri erano un po' più nascosti e li abbiamo un po' esposti, li abbiamo un po' tirati fuori in modo tale che appunto arrivano a una buona maturazione durante questi ultimi 10-12 giorni prima della raccolta, ma soprattutto vedete come in questo punto prima non si vedeva praticamente neanche un grappolo, adesso siamo passati, li abbiamo un po' più esposti, abbiamo tirato via quelle 2, 3, 4 foglioline davanti, vedete qualcosa è rimasto qui che sicuramente si romperà, appunto andrà a terra, vedete qualche fogliolina qui, eccola qua, rotta, quindi vedete un po' più di arieggiamento ed ecco i grappoli sicuramente più visibili al momento poi della raccolta che verrà appunto tra una decina di giorni. Stessa cosa nella parete di qui era già un po' più esposta perché da questo lato diciamo c'era meno vegetazione, meno parete fogliare, per cui il passaggio con la defoliatrice veramente ha esposto alla grande i grappoli. Vedete come sono veramente facili poi da individuare durante la vendemmia manuale che noi appunto andremo a operare in questo vigneto, e quindi anche le fasi di vendemmia vengono agevolate attraverso, ecco, l'utilizzo della defoliatrice. Ecco, magari ci scrivete anche qui nei commenti come siete organizzati nella vostra azienda. Quando uscirà questo video anche noi saremo in piena vendemmia e ci auguriamo, ecco, che faccia bel tempo, che ovviamente ci dia grandi soddisfazioni, perché ovviamente questo periodo è quello che riassume, se vogliamo, tutto il lavoro di un anno, ma soprattutto, ecco, girando questo piccolo spezzoncino in questo vigneto qui abbiamo fatto credo quest'inverno alcuni video che avevamo cambiato il palo rotto, per cui sembra un'epoca storica fa, eppure fa ancora parte, ecco, di questa stagione. Avevamo rotto un palo quest'inverno, mi pare l'avevamo sostituito, però ecco fa parte ancora di questa stagione, anche se sembrano passati secoli, proprio perché ecco, in questo momento andremo a riassumere, a raccogliere il lavoro di una stagione, che è un lavoro importantissimo, è un tanto lavoro, tanta dedizione, e quindi ecco speriamo, ecco, nel bel tempo durante il periodo di vendemmia, che ci faccia lavorare con calma, con tranquillità, anche se è una grossa parola, però ecco ci farebbe, ecco, piacere, una grande soddisfazione. Ovviamente lo sanno tutti, ecco, durante la vendemmia sarebbe il top riuscire a regolare un po' noi i ritmi senza avere un meteo, ecco, che ci incalzi e che ci detti, diciamo, ecco, dei ritmi serrati. E poi, se volete scriverci nei commenti se siete abituati nelle vostre aziende a defogliare magari l'uva prima della raccolta, se è una tecnica che vi ha sempre un po', ecco, così stimolato, se
avete trovato dei benefici, se avete avuto qualche problema in qualche annata, insomma commentateci e magari condividete con noi, ecco, le vostre esperienze. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata. Noi nel frattempo andiamo avanti ancora appunto con questo lavoro che in questi 2 o 3 giorni dobbiamo concentrare al massimo per poi riattaccare la vendemmiatrice e partire ufficialmente con la stagione della vendemmia.